Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in diretta in onda anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. In Veneto succede che è arrivato il Green Pass. Dedicheremo un ampio spazio di questo nostro telegiornale alle prime ore, alle novità riguardanti l'attivazione del lasciapassare, chiamiamolo così, legato ai vaccini o ai tamponi oppure alla guarigione dal Covid, lo ricordiamo negli ultimi mesi. Quindi sono cambiate molte cose, tanti hanno deciso di accettarlo, tanti hanno deciso di non accettarlo, le polemiche sono ancora forti, tanto che anche oggi dovrebbe tenersi a Padova questo pomeriggio una nuova manifestazione contro il Green Pass. Pare, secondo alcune informazioni, che si tratti della più importante manifestazione degli ultimi tempi dal punto di vista numerico, perché molti gruppi si sarebbero dati appuntamento proprio a Padova per mettere assieme tutte le voci in un momento, tra l'altro quello della tardo pomeriggio, in cui proprio a Padova convergono anche tantissime persone per il tempo libero, l'aperitivo, uno shopping di quasi Ferragosto, diciamo, visto il periodo. Quindi una situazione che vi racconteremo con i nostri giornalisti, con i nostri telegiornali, giornalisti che sentiremo nel corso del Focus TG dall'altopiano dei 7 comuni per vedere come sta andando ad Asiago e dintorni con l'attivazione del Green Pass in una delle zone turistiche più importanti del Veneto in questa stagione estiva. Sentiremo Padova, sentiremo Vicenza, insomma abbiamo moltissime cose da raccontarvi in diretta fino alle 13. La prima cosa che bisogna però raccontare oggi è un punto stampa volante, chiamiamolo così, del presidente Luca Zaia, che abbiamo avvicinato con i nostri microfoni, le nostre telecamere a Pieve di Soligo per parlare di tamponi, di vaccini e di tutto quello che sta accadendo in queste ore. Sentite cosa ci ha detto. Presidente, allora intanto la questione tamponi, no? Lei ieri l'ha già accennato, non saranno più gratuiti. Come cambierà il piano sanità che rielaborerete in settimana? Stiamo lavorando in queste ore, per ora i tamponi restano gratuiti e soprattutto questa settimana di Ferragosto per non creare disagi. Ovvio è che anche oggi abbiamo un risultato di tamponi di 52.000 tamponi, che sono una cifra paurosa, quindi lasciatemi ringraziare gli uomini e donne della sanità, i centri di tamponi, perché stanno facendo un gran lavoro che parallelamente fanno anche nei centri di vaccinazione. Detto questo, elaboreremo un piano di sanità pubblica che definirà per molte categorie la gratuità e per altre no. Ci sono diversi cittadini che hanno optato per il tampone invece che per la vaccinazione, Presidente. Intanto c'è da dire che a livello nazionale hanno fatto un accordo con le farmacie per i prezzi calmierati, dall'altro devo dire che la vaccinazione sta funzionando bene da noi. Siamo già al 75% dei vaccinati o comunque prenotati, contiamo in ottobre di arrivare all'80%. Mi permette di dire una cosa, nel rispetto delle idee di tutti, rispettando dal Vax al Novax, rispettando tutte le posizioni, però dico anche una cosa, che oggi non avremmo 182 persone ricoverate se non avessimo il 75% dei veneti che si sono fatti il vaccino. Comunque il vaccino è stato un grande fronte e ci permette di non chiudere, quindi quando vedi un vaccinato quantomeno sappi che ha contribuito non solo a tutelare la propria salute ma anche quella della comunità. La Fast Vax che lei ha voluto sta dando dei buoni risultati, c'è un incremento di prenotazioni? Sì, ricordo ai cittadini che abbiamo 100.000 vaccini disponibili questa settimana fino a venerdì prossimo, possono essere somministrati subito questa settimana, entro venerdì prossimo possono essere somministrati, quindi è sufficiente entrare nel portale della regione, prenotarsi il vaccino e viene fatto nel giro di 1, 2, 3, 4, 5 giorni fino a venerdì prossimo. Sono 100.000 vaccini e posso già dire che abbiamo avuto 13.000 prenotazioni. Presidente, sul fronte invece delle vaccinazioni obbligatorie c'è tutto il tema degli insegnanti, no? E dei presidi che rischiano multe fino a 3.000 euro se non monitorano la situazione, se non controllano. Cosa ne pensa? Lo chiede una persona che ha fatto una battaglia per la volontarietà e non per l'obbligatorietà dei vaccini anche in passato, quindi non voglio assolutamente cambiare posizione. Dico che faccio appello a tutti affinché la scelta di fare la vaccinazione non è solo una scelta personale ma anche di comunità. Le ripeto, non avremmo 182 persone ricoverate e 22 persone in terapia intensiva oggi, con 600-700 contagiati al giorno, se non avessimo avuto almeno il 75% di persone vaccinate.
Per il Green Pass pare che si cominci seguendo un po' le regole, no? I cittadini stanno dimostrando buon senso. Ma sì, ci vuole buon senso da parte di tutti noi e da parte anche di chi controlla. In questi primi giorni insomma un minimo di elasticità ci vuole, perché posso dire, se da un lato è vero che c'è chi ha il Green Pass, è altrettanto vero che c'è chi ha la vaccinazione e non riesce ad avere il Green Pass, oppure c'è chi deve regolarizzare ancora la sua posizione. Penso ai tanti imprenditori che si sono vaccinati all'estero, hanno le 2 dosi di Pfizer ad esempio, e qui non riescono ad avere un Green Pass. Insomma, cerchiamo di essere elastici, di pensare che non ci sia sempre qualcuno che vuole fregarti dietro l'angolo, e penso che con il buon senso ne veniamo fuori. Queste erano le prime parole a caldo. Poi questa sera nei nostri telegiornali naturalmente l'intervista più ampia con alcuni temi anche approfonditi, ma la domanda è: perché Zaia ha parlato di sospensione della gratuità per alcune fasce della popolazione per quanto concerne i tamponi? Il motivo è questo. Ieri è scattato il Green Pass, immediatamente nella stessa giornata dell'attivazione del cosiddetto lascia passare si sono create lunghe colonne in alcuni centri tamponi della regione, della sanità pubblica. Una di queste situazioni molto particolari si è creata a Bassano del Grappa, dove addirittura a causa degli assembramenti, a causa della situazione che poteva potenzialmente diventare anche un po' complicata, sono arrivati sul posto carabinieri e polizia, quindi le forze dell'ordine hanno dato una mano a sistemare le transenne, a gestire un po' l'afflusso delle persone, afflusso che ieri pomeriggio era ancora altissimo. Perché? Perché semplicemente moltissime persone si sono accorte, senza voler offendere nessuno, all'ultimo momento che serviva il Green Pass col tampone, non avendo un vaccino, non essendo guariti nei tempi stabiliti dalla normativa dal coronavirus, per poter fare molte cose, per poter entrare nei locali pubblici e mangiare o consumare un caffè seduti al tavolo, per andare a vedere una mostra, per andare magari al cinema, per andare in palestra. Insomma, tantissime cose si sono ricordati che non si potevano fare, si sono accalcati al punto tamponi. Per questo la Regione e l'assessore Lanzarin, che poi vedremo in un'intervista in esclusiva, ha confermato questa strada, andrà verso la risoluzione della gratuità per tante categorie. Altre, quelle che rientrano nelle esenzioni previste dal Ministero della Salute per i vaccini. Chi non può fare il vaccino in teoria potrà continuare gratuitamente ad avere tutti i tamponi che possono servire. Per gli altri pare, sentite le parole di Zaia, sentite le parole dell'assessore Lanzarin, che si debba andare verso una situazione a pagamento. Vedremo come evolverà la faccenda, anche perché sicuramente farà storcere il naso a tantissime persone. Vediamo il servizio sul caos al centro tamponi che si è creato a Bassano. L'arrivo del Green Pass ha causato una mattinata di passione al centro tamponi dell'ospedale di Bassano del Grappa. Un gran numero di persone infatti si sono recate al San Bassiano per ottenere il tampone indispensabile per avere il Green Pass in assenza del vaccino. Il servizio è andato quindi in sofferenza, tanto che sul posto sono accorsi i carabinieri della compagnia cittadina e gli agenti del commissariato. Il personale, forse impreparato a un afflusso così importante, ha dovuto riorganizzare gli accessi con le transenne e disciplinare l'ingresso dei richiedenti. In breve tempo la situazione, che si era fatta molto tesa e decisamente complicata per il personale dell'ULSS 7 Pedemontana, è tornata alla normalità e non si è reso necessario un intervento di pubblica sicurezza da parte delle forze dell'ordine presenti, che hanno comunque sovrinteso alle operazioni di smaltimento dell'assembramento tramite i tamponi. Resta da capire se quel che è accaduto nel primo giorno del Green Pass si ripeterà anche nel fine settimana, quando molti avranno bisogno del lascia passare per accedere a locali, mostre, musei e manifestazioni. Arriveranno di sicuro prese di posizione importanti su questo argomento così complesso. Noi come sempre le raccoglieremo e ve le daremo immediatamente. Ricordiamo poi quello che ha detto Zaia e quello che ha detto la Lanzarin, lo vediamo nei nostri telegiornali di questa sera. Adesso, prima di vedere una carrellata di servizi, tutti i nostri servizi più importanti sul primo giorno di Green Pass, con qualche chicca come il primo matrimonio con il Green Pass sul ponte di Bassano, che siamo riusciti a intercettare. Abbiamo avuto la fortuna di parlare con gli sposi, sentirete poi che cosa ci hanno detto, e soprattutto prima di vedere come sta andando ad Asiago, nell'altopiano di 7 comuni, noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. State con noi perché torniamo fra pochissimo, ci sono tantissime notizie da vedere.
Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo appena sentito le dichiarazioni freschissime raccolte pochi minuti fa del presidente Luca Zaia sulla situazione legata all'emergenza coronavirus. Per quanto riguarda i tamponi, il Green Pass e i vaccini, sono temi che ormai sono legati a doppio filo gli uni con gli altri, vanno visti naturalmente nella loro complessità, però noi cerchiamo di sviscerarli, di seguirli, di approfondirli uno per capirne qualcosa di più e assieme a voi. Allora, cominciamo con le reazioni a quello che è successo ieri, ovvero l'attivazione del Green Pass. Siamo andati a Vicenza a sentire l'opinione, la posizione di ristoratori e baristi che in città non erano proprio contentissimi, non lo erano già prima, nelle prime ore non erano proprio contentissimi di quello che sta accadendo. 6 agosto 2021. Da oggi scatta il Green Pass obbligatorio per entrare nei ristoranti al chiuso e per consumare al tavolo anche nei bar. Un provvedimento che non si applica ai minori di 12 anni e a coloro esentati da una specifica certificazione medica. Un decreto del governo ampiamente annunciato ma controverso, perché prevede il controllo della certificazione da parte dei titolari degli esercizi che si sono dotati di verifica C19, l'app ufficiale del Ministero della Salute. C'è il nome, data di nascita, mi servirebbe gentilmente la carta d'identità. Certo. Grazie mille. Lei c'ha il Green Pass? Sì, questo qua è il mio Green Pass. Ecco. No, io lo faccio volentieri, non è un problema. Come è andata fino adesso? Guarda, fino adesso posso dire molto, molto bene. Pensavo assolutamente peggio. È un obbligo assolutamente anche per la nostra salute e anche per la nostra clientela. Un provvedimento che raccoglie ancora molte voci critiche. È una cosa che si può fare o andava fatta diversamente? Diventa molto difficile, soprattutto quando si hanno tante persone che girano velocemente, soprattutto i pranzi di lavoro, che sappiamo bene perché nel nostro settore come funziona. Noi ce la mettiamo tutta. Poi noi, ripeto, ci fidiamo dei nostri clienti e sappiamo che sicuramente saranno clienti onesti. Quindi si può fare con difficoltà? Con difficoltà, speriamo che non ce ne siano di ulteriori. Certo che non dobbiamo essere noi l'arma coercitiva dello Stato, questo sicuramente. Sì, per noi è un po' pesa perché c'è tanta gente anche non ho fatto e quindi è difficile, anche non sono facili. Se ancora 2 o 3 mesi, tutto gente passato a posto, quindi faccio con questo che più va meglio. Dovrebbero farle più tardi. Sì, con un po' più tardi o 2 o 3 mesi dopo. Poi io immagino la privacy. Uno potrà dirmi anche sono con la mia amante o sono con chi non voglio far sapere di essere, perché devo saperlo. Ci sono dei grossi problemi di privacy, secondo me. Il problema grosso nostro è, uno, che ridurremo il lavoro sicuramente, 2, che ci vorranno spese in più per tenere una persona addetta a fare questo tipo di lavoro. Abbiamo appena cominciato a grattare la superficie di questo problema molto complesso, perché fra i ristoratori e i baristi, gli esercenti in generale, c'è chi dice noi non siamo controllori, non possiamo sostituirci alle forze dell'ordine, siamo certi che nessuno glielo stia neppure chiedendo, ma già il fatto di andare a verificare il Green Pass, eventualmente i documenti, tutte queste situazioni possano in luoghi di lavoro in cui magari c'è un afflusso, abbiamo visto situazioni un po' tranquille, ma magari un fine settimana in una località turistica in cui molte persone, fra qualche settimana, quando sarà settembre-ottobre, la gente vorrà entrare e consumare all'interno dei locali, insomma ci rendiamo conto che la faccenda possa essere anche complicata. Siamo su questa più o meno su questa falsariga anche per quanto riguarda Bassano, dove siamo andati a sentire ristoratori ed esercenti. Il giorno è arrivato, il lascia passare verde diventa obbligatorio. Come sarà andata questa prima giornata di controlli? All'esordio pensavo peggio, sino a questo momento dopo non so perché bisogna vedere sabato e domenica quando c'è più gente, perché noi dobbiamo lavorare, controllare. Come primo giorno i clienti, almeno parlo per i miei, non l'hanno presa molto bene e nessuno è entrato, tutti all'esterno. Io, dal mio pensiero, trovo molto un po' incoerente il fatto che uno che venga al banco non ho l'obbligo di chiederlo, quello seduto sì.
Se i dubbi e le perplessità rimangono, chissà quanti ce ne saranno ancora fra i gestori e i titolari di alberghi e ristoranti le cui entrate possono coincidere. Dopo la cabina di regia è stato stabilito che gli ospiti dell'hotel potessero mangiare all'interno senza esibire il Green Pass. Ma oggi su una FAQ, quindi su una spiegazione ufficiale sul sito del governo, c'è scritto che se il ristorante è anche a disposizione di ospiti esterni, sia gli ospiti dell'hotel che gli ospiti esterni devono esibire il Green Pass, quindi tantissima confusione ancora. Avevamo una festa di compleanno, non tante persone, però insomma una quindicina. In mezzo a queste c'erano 4 persone che non hanno il Green Pass, quindi mi hanno detto noi cambiamo posto. Ho detto guardate che volendo si può mangiare fuori, no, noi a pranzo vogliamo mangiare dentro perché è troppo caldo, quindi con l'aria condizionata, e quindi hanno mandato la disdetta della prenotazione. C'è anche questa fra le cose che possono succedere, ovvero comitive che decidono di mandare la disdetta, quindi oltre a un problema di logistica e organizzazione del lavoro c'è anche proprio un problema di lavoro fine a se stesso. Cercheremo di capire di più, come abbiamo sempre detto, approfondiremo tutti questi temi intervistando, parlando, mostrandovi e portandovi le notizie dal Veneto. Adesso cominciamo a dare un'occhiata ai dati che sono arrivati dalla sanità del Veneto. Li vediamo con la regia di Fabio Verin. Allora, questi sono dati aggiornati a questa mattina perché l'ultimo aggiornamento è quello della mezzanotte. Sono state somministrate ieri 38.000 dosi, 38.095 per l'esattezza, in Veneto, per un totale dall'inizio della campagna di vaccinazione, che lo ricordiamo è iniziata poco dopo Natale, 5.745.000 dosi. Prime dosi sono 18.000. Per un totale di quasi 3 milioni. I cicli completati sono 20.000, praticamente mancano poche decine, poche centinaia di unità, per un totale di 2.700.000. Il Veneto ha somministrato il 96,7% delle dosi fornite, quindi sì, il magazzino non è in via di esaurimento, però insomma ci siamo quasi. Allora noi usciamo da queste grafiche, che poi torneremo a vedere, tabelle, grafiche, informazioni, e andiamo ad Asiago. Vediamo il corso di Asiago, dove c'è in questo momento per noi Erinda Chitezza con Renzo Rigon per raccontarci questa giornata, questo primo fine settimana di Green Pass nella zona dell'altopiano dei 7 comuni. Non vediamo una giornata splendida perché ci pare di capire che il cielo sia un po' coperto, magari si sta anche un po' meglio rispetto alla pianura con qualche grado in meno, però cerchiamo di capire se stanno meglio anche i turisti e gli esercenti il turismo altopianese con la novità del Green Pass. Buongiorno Erinda. Buongiorno Ferdinando e buongiorno anche a tutti i nostri telespettatori. Hai detto bene, si sta molto bene qui in altopiano, infatti è bello fresco e io porto questo maglioncino. Come possiamo vedere c'è tanto flusso di persone, che è un mix tra turisti e cittadini. Il mercato era stato preso completamente d'assalto e abbiamo avuto modo di parlare con molte persone appunto in riguardo all'entrata in vigore del Green Pass di ieri, e tutti sono d'accordo per l'utilizzo appunto del certificato verde, perché aiuterà il turismo a dare una spinta in avanti e aiuterà inoltre anche moltissimi esercenti, baristi e ristoratori a non chiudere questo inverno. Erinda, vediamo comunque, c'è un po' di confusione, ma tutto nella massima sicurezza, perché sappiamo che Asiago è stato il primo comune del Veneto in questo momento a reintrodurre l'obbligo delle mascherine nel centro storico, quindi c'è un passaggio in più sulla sicurezza. Voi avete avuto modo di parlare magari con qualche turista per capire se sono tutti forniti di Green Pass, se hanno fatto i vaccini oppure se si sono tamponati appositamente per andare ad Asiago questa mattina? Beh, loro tantissimi si erano già vaccinati da molto tempo, quindi avevano la possibilità di avere il certificato verde ormai da diversi giorni e da diverse settimane, mentre i turisti diciamo che sono la maggior parte vaccinati, non tamponati, quindi loro sono a posto, tanti anche con la seconda dose.
Pertanto sembra che ci sia proprio una voglia di ripresa e di normalità, e anche una voglia di cercare di seguire le regole appositamente, appunto portando la mascherina ed essere vaccinati. Tanti preferiscono il vaccino e non il tampone. Erinda, allora, prima di tutto una puntualizzazione che è importante in questo momento ad Asiago. Raccomandiamo a te e a Renzo Rigon, che naturalmente siete la nostra troupe sull'altopiano, di utilizzare la mascherina, perché ricordiamo che è un obbligo utilizzarla ad Asiago. Dobbiamo dare il buon esempio noi per primi quando ci muoviamo per lavoro, quindi in questa fase del collegamento benissimo così, però ricordiamoci di utilizzarla, perché giustamente anche i telespettatori, le persone che magari sono ad Asiago dicono: ma come, noi dobbiamo usare la mascherina e i giornalisti no? Noi giornalisti siamo esattamente come tutti gli altri davanti alla legge, quindi raccomandiamo ai nostri giornalisti di seguire le regole. Quindi Erinda, adesso noi ti salutiamo, ti ringraziamo per questo collegamento, ci rivediamo, vediamo se riusciamo a rivederci fra un po' per un secondo collegamento asiaghese, oppure tutto il resto lo vediamo, anche perché sappiamo che c'è in ballo un'intervista con Nicola Lobby, assessore al turismo. Mi confermi? Ma ti confermo anche che abbiamo avuto modo di intervistarlo prima della diretta, alla fine, e appunto ci ha confermato che l'utilizzo del certificato verde, le persone devono ancora abituarsi all'idea di portarselo sempre con sé, però nei bar e nei ristoranti c'è un controllo costante e continuo delle persone. I baristi e gli esercenti hanno accolto in maniera positiva l'utilizzo appunto del certificato, che ovviamente rallenterà leggermente il lavoro, ma si tratta semplicemente di prendere l'abitudine. E inoltre ci ha raccontato anche un pochino del turismo, come sta andando quest'anno, e infatti ci ha detto che i proprietari delle seconde case qui ad Asiago hanno deciso di trascorrere le vacanze in altre mete e hanno preferito meno raggiungere l'altopiano. Probabilmente stanno aspettando magari anche l'arrivo di settembre per poter venire sull'altopiano. Allora, ringraziamo Erinda e Renzo Rigon per questo collegamento. Se ci sono altre notizie importanti all'altopiano ci risentiamo, noi siamo in diretta fino alle 13 per darle in diretta appunto ai nostri telespettatori. Grazie, buon lavoro. Torniamo in studio. Allora, noi dovremmo riuscire a collegarci nei prossimi minuti anche con Padova e con Vicenza, perché due città così importanti, entrambe che vivono davvero di turismo o di movimento locale di persone. Sappiamo i bar, i locali dei due centri storici sono molto conosciuti, molto noti in tutto il Veneto. Quindi noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. State con noi, torniamo fra pochissimo con i collegamenti da Padova e da Vicenza. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quel che sta succedendo in Veneto. Abbiamo visto fino a pochi istanti fa la situazione ad Asiago, un paradigma della situazione dell'altopiano dei 7 comuni, dove molte persone sono arrivate per una passeggiata nel corso, per un giro al mercato, in questo caso di Asiago. Sappiamo che ci sono altre manifestazioni, molte manifestazioni come sempre nei fine settimana nei vari comuni dell'altopiano. Anche Gallio offre sempre delle possibilità come tutti quanti, ma si parla, c'è anche un po' di tensione fra i vari comuni, ma di questo parleremo in un altro momento, perché non è questa nel momento nella sede. Adesso si parla di Green Pass, di turismo, di un territorio che vuole ripartire, territorio che pare stia ripartendo anche con il Green Pass. Abbiamo sentito l'assessore al turismo Nicola Lobby, che avremo in un'intervista in un servizio questa sera su Rete Veneta, e quindi
vediamo Asiago come andrà. Naturalmente le persone che avete visto nella diretta sono solo una parte davvero minima di quanti invece sono in questo momento in realtà sull'altopiano, perché la bellezza, la forza di quel territorio è quello di poter offrire spazi aperti e passeggiate, malghe, qualche rifugio, insomma possibilità di girare a lungo senza incontrare molta gente in una zona molto molto ampia. Vedremo i dati come saranno, i dati del turismo alla fine di questo fine settimana. Noi torniamo invece a vedere i dati dell'emergenza coronavirus. Mentre aspettiamo l'arrivo di qualche collegamento dalle nostre redazioni, i dati del coronavirus, parliamo di vaccini, ci dicono che ci sono il 64% del totale dei residenti in Veneto che hanno almeno la prima dose, 56,1% della popolazione totale che ha il ciclo completo. Ancora le fasce di età, le vedete, stiamo correndo verso l'immunità di gregge con dati importanti soprattutto dai 70 anni in su, anzi 60 in su per quanto riguarda la prima dose, dai 70 in su per quanto riguarda la seconda dose, però le categorie fragili, disabili e vulnerabili stanno ricevendo una copertura molto importante che, sommata a quella delle fasce più anziane della popolazione, permette di mettere in sicurezza chi potrebbe finire in ospedale, in terapia intensiva o avere problemi sanitari gravi in caso di contatto con il Covid. Allora, il resto della tabella lo vediamo poi, perché adesso vediamo Valentina Visentin che con Cristian Roque Allende è in centro storico a Padova, in centro almeno a Padova, non sappiamo se siamo in pieno centro storico perché la visuale è un po' ridotta. Valentina, buongiorno, come va da quelle parti? Sì, siamo in centro storico, poi vi spiego dove sono all'esterno di uno dei locali perché stiamo facendo insieme al collega Cristian Roque Allende il giro un po' di bar e ristoranti per capire come sta andando con il Green Pass, perché ci sono locali che lo chiedono, locali che hanno detto che non lo vogliono chiedere perché secondo loro ridurrebbero tantissimo la clientela, locali che vengono minacciati perché scrivono su Facebook che dal 6 di agosto chiederanno il Green Pass, e locali che adottano una terza via come l'antico Brolo, il ristorante dove sono all'esterno adesso, che è proprio alle spalle attaccato al Teatro Verdi di Padova. Questo storico ristorante padovano ha deciso di mantenere per quest'estate solo i tavoli all'esterno, così da non dover chiedere il Green Pass ai clienti, chiudendo tutta l'ala esterna, tutta l'ala interna e mantenendo solo la parte all'esterno, perché lo ricordiamo, il Green Pass è obbligatorio se c'è una consumazione al tavolo interna ai locali. Quindi qui hanno deciso di mantenere con una forte riduzione del numero di tavoli, quindi ci hanno spiegato che per loro comunque ci sarà un calo del 20% della clientela, perché potendo utilizzare meno tavoli ci sarà sicuramente un calo, ma per loro è troppo invece difficile poter controllare tutta la clientela con il Green Pass e la carta d'identità, e quindi hanno deciso questa opzione, che è tenere solo i tavoli all'aperto. Valentina, allora questa era una soluzione che anche alcuni altri ristoratori da altre città del Veneto avevano proposto, e il dubbio che sorge è che sia una soluzione comunque molto temporanea, perché adesso è agosto, naturalmente si sta bene fuori, a settembre magari si starà anche un po' meglio perché si potrà mangiare fuori tranquillamente. Ci chiediamo, e questo ce lo chiediamo anche in relazione a quello che abbiamo appena visto come le situazioni nell'altopiano di 7 comuni o sulle Dolomiti, da settembre ottobre in poi cosa potrà succedere nei locali? È la domanda che abbiamo fatto noi a questo ristoratore, abbiamo detto ma quest'inverno come si farà, cioè, ma anche nel prossimo, in autunno, quindi ottobre, novembre come si farà? Lui ha detto tanto le disposizioni cambiano dall'oggi al domani, vedremo se ci saranno dei cambiamenti, se no cercheremo un'altra soluzione o vedremo come fare. Lui comunque ha detto che non è contrario al Green Pass assolutamente, però lo trova una soluzione poco praticabile per i locali. Valentina, sappiamo anche che oggi a Padova ci sarà un'importante manifestazione che potrebbe riunire i No Green Pass, li chiamiamo No Green Pass
naturalmente per comodità, non per senza poi nel calderone ci saranno anche i Novax certo. e i Novax che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi. Sì, questa sera alle 18 in Piazza Duomo a Padova, la terza manifestazione, il terzo sabato consecutivo. A differenza degli altri 2 sabati, questa volta sarà una manifestazione regionale, forse perché i gruppi hanno deciso di riunirsi anche alla luce dei flop che si sono registrati durante la settimana, dove ci sono state piccole manifestazioni che hanno contato al massimo una ventina di partecipanti nelle varie piazze venete. Quindi hanno deciso di riunire attraverso i gruppi Telegram che hanno raccolto le adesioni. Si stimano circa questa sera la presenza di 4.000 persone qui a Padova. Non è ancora chiaro se poi dal Duomo si sposteranno in Prato della Valle. Ovviamente il centro verrà blindato dalle forze dell'ordine, ma le disposizioni, proprio vista l'alta concentrazione prevista questa sera, le disposizioni che dà la questura è quella di indossare la mascherina e di mantenere quanto più possibile il distanziamento. Anche se abbiamo visto con le immagini delle settimane scorse che è un po' difficile da realizzare, anche se proprio la scelta di Padova da parte di questi gruppi è stata dettata dal fatto che Padova ha grandi piazze come Prato della Valle e Piazza Duomo, che insomma può contenere bene anche più di 2.000 persone. Certo. Vedremo poi quali saranno i numeri, se ci sarà un calo delle adesioni. Dobbiamo tener conto appunto che si tratta non di una manifestazione di tipo provinciale, ma di tipo regionale. Regionale, certo. Ed è la prima dopo l'introduzione effettiva della Green Pass. Ed è per questo che noi ci saremo per documentare, sentire, approfondire anche questo tema. Valentina, allora, prima di chiudere, abbiamo anche notizie di cronaca da Padova? Al momento non ci sono grandi notizie di cronaca, diciamo però che per quanto riguarda la vaccinazione, oggi lo ricordiamo, è il giorno del Vax Day dell'Alta Padovana a Carmignano di Brenta, dove sono in corso le vaccinazioni per tutti i residenti del distretto dell'Alta Padovana. Noi abbiamo anche già una foto che ci è arrivata, poi la vediamo con i nostri telespettatori. Vax Day a Carmignano di Brenta, vedremo stasera come sarà andata, raccoglieremo poi i dati da parte dell'amministrazione comunale dell'ULSS per capire com'è andata. Valentina, allora noi ti chiediamo se ci sono novità importanti da Padova, non esitate a richiamarci, tutto il resto lo vediamo nei nostri telegiornali di questa sera. Grazie, buon lavoro. Torniamo in studio. Allora, Padova come sempre è un passo un po' avanti agli altri. Allora, abbiamo parlato con Padova e adesso parliamo con Vicenza. Stiamo chiamando a raccolta i nostri giornalisti da Vicenza per capire. Abbiamo visto come è andata a Padova, vediamo come va nell'area berica, una Padova in cui c'è chi non vuole il Green Pass, c'è chi ha aderito immediatamente, c'è qualcuno che, come abbiamo visto, questo ristorante ha trovato una soluzione alternativa assolutamente temporanea, perché adesso si può fare, fra un paio di settimane, un mese, si potrà anche fare, poi a ottobre non si sa chi avrà intenzione di mangiare all'aperto comunque. Quindi soluzione è quella di non tenere più i posti a sedere all'interno, di tenere solo i posti nel plateatico, e per così evitare anche qualche tensione, immaginiamo. Sentiamo se a Vicenza, sentiamo la nostra Luisa Bertini, a Vicenza ci sono situazioni simili. Hai sentito, Luisa, di quello di cui abbiamo appena parlato? Prego. Ci siamo collegati appena Vi siete adesso. collegati? Allora abbiamo detto che a Padova un ristoratore ha deciso di eliminare tutti i posti all'interno, proponendo ai propri clienti solo posti all'esterno per non creare differenze, per non creare tensioni, in modo da dire Green Pass o non Green Pass, qui accettiamo tutti perché comunque c'è solo posto all'esterno. È successo qualcosa di simile anche da quelle parti? Non mi risulta, diciamo che qui c'è stata una vera e propria corsa ai plateatici esterni quando c'è stato il momento di poterseli accaparrare, quindi di fatto hanno già messo le mani avanti da questo punto di vista, ancora prima che il Green Pass venisse annunciato, anche perché l'amministrazione è andata comunque incontro alle esigenze dei vari ristoratori e baristi che hanno fatto richiesta, mettendo anche a disposizione delle zone che non erano state preventivate negli anni precedenti. Quindi diciamo che ci informeremo se qualcun altro ha adottato questa soluzione. In ogni caso, sempre a proposito di salute, benessere, sanità e quello che sta succedendo con il Green Pass, io continuerei
la pagina di sanità, perché qua c'è stato un vero e proprio un assalto ai tamponi. Siamo appena usciti dal centro tamponi di Torri di Quarteggiolo e diciamo c'era parecchia coda anche oggi, anche se ci hanno detto che ieri c'è stato un po' un assalto da questo punto di vista, al punto che oggi in un comunicato, e poi l'abbiamo anche sentito ai nostri microfoni, il sindacato, il NURSIND, il sindacato degli infermieri vicentini, sta valutando addirittura uno sciopero per i prossimi giorni, addirittura sembrerebbe già da lunedì, nel momento in cui non dovesse cambiare questo assalto, quindi questo surplus di lavoro e di orari estenuanti. Una frase ti riporto che diciamo, è sintomatica di quello che pensa il sindacato. Cioè, siamo qui per garantire la salute di chi è ammalato, non per garantire il divertimento, perché di fatto si sentono sobbarcati di questa situazione, perché attraverso questo tampone che garantisce il Green Pass temporaneo, tanti giovani vengono anche qua per potersi garantire, diciamo, il fine settimana. Quindi non è un caso che ieri fosse venerdì, oggi sabato ancora code, e quindi tanti giovani magari ci hanno anche risposto sì, abbiamo prenotato il vaccino, però sarà a fine agosto, e quindi adesso avendo l'obbligo di Green Pass per qualsiasi cosa, noi siamo tenuti e dobbiamo farlo. Quindi diciamo abbiamo sentito un po' le due campane di quello che è stato questa novità, questa emergenza, di come è stata vissuta anche da chi in camice deve far fronte a questa affluenza non preventivata, a tal punto che ieri, anziché essere sui 500 tamponi, ne hanno fatto il doppio. Diciamo, il personale è stato dovuto poi, ci raccontava proprio il presidente del NURSIN, è stato spostato da altri reparti per far fronte a queste richieste in più. Tra l'altro, Luisa, ti interrompo perché su questo tema abbiamo avuto una dichiarazione di Zaia molto importante che abbiamo visto praticamente quasi in diretta con i nostri telespettatori, e un'altra dell'assessore Lanzarin che invece abbiamo raccolto con i nostri microfoni. Entrambi avvertono: attenzione, si va verso lo stop della gratuità dei tamponi per le persone che non sono esenti dal vaccino. Quindi per chi è probabile che col nuovo piano di sanità regionale in arrivo fra pochi giorni, chi si deve fare il tampone avendo scelto di non fare il vaccino per motivi di tempo libero, ma per tutto quello che si può fare, dovrà pagarsi un tampone. C'è anche un accordo nuovo in arrivo, o addirittura già siglato, con le farmacie, quindi con un prezzo calmierato, ma è plausibile che non si vedano più dalla settimana prossima o giù di lì, forse da dopo Ferragosto, è plausibile che si parta da dopo Ferragosto, queste situazioni, perché chi sceglierà di non vaccinarsi, non essendo esente, quindi chi poi sarà esentato dal vaccino con certificato medico, avrà comunque la gratuità. Tutti gli altri dovranno pagarselo, e immaginiamo che, visti i numeri, questa situazione potrebbe non piacere a molti. Sì, infatti era un po' anche quello su cui puntavano dal sindacato degli infermieri, dicevano che venissero predisposte, insomma, delle corsie preferenziali per chi realmente ha una necessità, o per chi sceglie, diciamo, di doversi fare il Green Pass per accedere ad altro tipo di attività, insomma. Quindi mi sembra che anche l'annuncio che mi hai riportato fatto da Zaia, dall'assessore Lanzarin, remi un po' in questa direzione della differenziazione, insomma. E poi oggi c'è stata, diciamo, una giornata ricca anche di cronaca, di cui al momento ti do soltanto delle notizie frammentarie, e poi ci riserviamo di darvi notizie più approfondite nell'arco del PG, perché c'è stata una tragedia all'alba in provincia a Marano Vicentino, dove un ragazzo, sembrerebbe un ragazzo, ancora non abbiamo altri elementi, travolto mentre guidava una bicicletta, è stato travolto da un'auto. È successo lungo la Maranese, quindi tra Marano e Schio, mentre appunto conduceva la bicicletta, e l'investimento è avvenuto all'altezza della multisala Starplex, e i soccorsi appunto sono stati utili perché hanno constatato il decesso. Sono intervenuti i carabinieri di Tiene per eseguire i rilievi e per ricostruire la caduta. Come anticipavo, giornata ricca di cronaca anche per un altro
episodio. Fortunatamente qui nessuna persona è rimasta ferita, ma si tratta di un incendio all'interno di un'azienda di Quinto Vicentino dove si è incendiato un macchinario all'interno di una ditta di confezionamento di prodotti gastronomici. Ma nessuna persona qui fortunatamente è rimasta. Allora Luisa, tante notizie, tanta carne al fuoco per quanto riguarda TG Vicenza. TG Vicenza quindi questa sera sarà particolarmente frizzante, anche perché finora quello che è successo, tutto il resto che raccoglierete con la redazione lo vedremo questa sera. Intanto ti ringraziamo per questo collegamento, se ci sono altre novità da Vicenza non esitate a richiamarci, buon lavoro. Torniamo in studio, ma solo per lanciare la pubblicità con la regia di Fabio Verin, poi torniamo, vediamo i dati di oggi dell'emergenza coronavirus, i nuovi contagiati, la situazione della sanità, quindi state con noi, torniamo davvero fra poco. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo sentito le nostre redazioni di Padova, Vicenza, abbiamo visto Bassano trasferita in altopiano per un punto sulla situazione legata al turismo nella zona dei 7 comuni. Adesso continuiamo a vedere quelli che sono i dati dell'emergenza coronavirus, perché a ieri erano state somministrate in Veneto 199.992 dosi di vaccino dall'inizio della settimana, e a questo punto è difficile ipotizzare che si possa superare quota 280.000 in questa settimana. Sicuramente non si raggiungeranno le 300.000 inoculazioni, vedremo cosa succederà con la settimana prossima. C'è da dire però che la Marca Trevigiana, la Lucio Ugane, la Scaligera, a questo punto anche la provincia di Venezia con le due ULSS assieme hanno superato 1 milione di inoculazioni. La Pedemontana, la Berica, U7-8, provincia di Vicenza, e lì siamo a 990 e passa, insomma alla fine di questa settimana anche le due ULSS del Vicentino avranno raggiunto il 1 milione di dosi somministrate. Questi sono i dati per quanto riguarda i vaccini. Adesso, sempre con la regia di Fabio Verin, vediamo i dati che riguardano invece i contagi, l'emergenza e la sanità. Perché c'è da dire questo, che nell'ultima tornata di tamponi, che sappiamo essere stati davvero molti di più dei precedenti, per tutti i motivi che abbiamo visto prima, per il fatto che tante persone vanno a farsi il tampone per avere il Green Pass almeno temporaneo, sono 682 i nuovi casi positivi riscontrati in Veneto, che portano il numero delle persone attualmente positive a 13.369. Le persone positive in Veneto dall'inizio dell'emergenza sono 441.102, quelle che si sono negativizzate sono 416.086. Purtroppo dall'inizio dell'emergenza ci sono stati 11.647 morti con il coronavirus. Questo è un dato che va sempre avvicinato, approcciato con la massima cautela e sensibilità, perché dietro ognuno di questi numeri c'è una famiglia, un dramma, qualcuno che ha perso qualcuno di caro. Scendiamo nella seconda parte della tabella, che è altrettanto importante perché ci dice la situazione della sanità del Veneto. In questo momento ci sono ricoverati in area non critica 182 pazienti, di cui 150 ancora positivi, 32 che si sono negativizzati. Sono 22 le persone ricoverate in terapia intensiva, di cui 18 ancora positive e 4 che si sono negativizzate. La differenza rispetto al giorno precedente è di un saldo positivo di 8 unità in area non critica. Non è cambiato niente invece in terapia intensiva, è da segnalare anche un decesso. Questi erano i dati, ci fanno capire che aumentano i contagi, aumentano a dismisura comunque i tamponi, la sanità regge sostanzialmente perché non ci sono variazioni in terapia intensiva, ed è lì che va posta maggiormente l'attenzione. Per quanto riguarda l'area non critica, ovviamente qualcuno di questi nuovi casi avrà anche sintomi e quindi sarà ricoverato in ospedale.
comunque con un quadro clinico non allarmante, almeno per il momento. Questi erano i dati, vedremo lunedì che cosa sarà cambiato. Adesso andiamo avanti a sentire, prima abbiamo sentito i ristoratori, i baristi, gli esercenti un po' perplessi da queste novità. Noi siamo andati anche a sentire però i cittadini, le persone, voi telespettatori, sentite com'è andata. Il 6 di agosto scatta il famoso Green Pass obbligatorio. Lei è pronta ad esibirlo? Beh, io ce l'ho, pronta a esibirlo è una parola grossa, anche perché insomma non è che ha tanto senso che alcuni devono per forza richiederlo e altri no, quindi ci sono... Quindi lei era forse più per un'estensione obbligatoria, punto e basta? O tutti o nessuno, questo allora ha un senso. Sì, ce l'ho sul telefonino. Ed è d'accordo insomma che ci sia questa obbligatorietà? Cosa ne pensa? Il fatto che alcuni locali sì, altri no, altri... Trovo che sia una decisione positiva per ridurre appunto la circolazione del virus. Avevo già a marzo Covid e ho Green Pass, però io sono dalla Serbia che adesso sono arrivata qua, però non so se vale questo Green Pass, adesso appena devo vedere come vanno. E se lo chiedono se bisogna mostrarlo, pazienza. Sì, l'ho già fatto 2 volte oggi. Ah sì, dove l'ha fatto? Al bar e al ristorante adesso. Ma gliel'hanno chiesto? Sì, mi hanno chiesto. E come gliel'hanno scansionato? Con l'app del cellulare. Quindi insomma lei è tranquillo e secondo me per lei è importante? Sì, così ne veniamo fuori prima. Queste erano le voci dei vicentini. Il Green Pass non serve solo per andare a mangiare, per il divertimento, quello legato al tempo libero, all'aria aperta, a poter stare un po' a cena fuori con le persone. Si parla anche di cultura, si parla anche di spettacoli. Noi siamo andati a vedere, per quanto riguarda i musei padovani, che cosa cambia. Il Green Pass è diventato obbligatorio per accedere a luoghi chiusi come musei, teatri, cinema, bar e ristoranti. Anche ai musei civici di Padova sono iniziati i controlli. I visitatori, anche quelli stranieri, non si sono fatti trovare impreparati. Sì, la primissima volta che l'abbiamo usato. Do you have the Green Pass? Yes, we are vaccinated both. Dobbiamo adeguarci perché sennò non andiamo da nessuna parte, quindi se vogliamo continuare a uscire e cercare di tornare alla normalità dobbiamo cercare di adeguarsi. Un cartello verde all'ingresso invita ad esibire il certificato. Prima di accedere alla biglietteria, questo viene controllato tramite l'applicazione Verifica C19, un'app scaricabile gratuitamente. Il codice viene scansionato da carta o da telefono e si può passare. Non abbiamo rilevato ad ora alcun problema, nel senso che i visitatori sono informati, un po' perché comunque l'informazione, la campagna di comunicazione è stata intensa, quindi arrivano informati, sono stati tutti collaborativi, per cui tirano fuori il loro documento, lo esibiscono per la lettura e quindi poi il loro percorso prosegue verso la biglietteria e quindi verso la visita museale. I turisti, attratti anche dalla recente iscrizione di Padova Urbs Picta tra i patrimoni dell'UNESCO, hanno esibito il certificato verde, convinti che questa misura sia utile. Penso che sia giusto, sono d'accordo, così insomma si può monitorare, fare un passo avanti verso una via d'uscita. È anche corretto per poter andare avanti e comunque per cercare di uscire da questa storia. Ci sono tante necessità quotidiane per cui avremo bisogno del Green Pass, ce ne sono alcune che insomma sono un po' più particolari. Ieri la nostra troupe in giro per Bassano alla ricerca di informazioni, approfondimenti, voci su quello che sta succedendo, sull'attivazione di questa importante novità, ha incontrato anche 2 sposi. Sentite che cosa ci hanno detto. Sul ponte di Bassano noi ci direm di sì.
Una piccola licenza poetica rispetto al canto degli alpini, ma alla fine anche in questo caso c'è scappato un bacin d'amor. E così il 6 agosto è diventato una data davvero indimenticabile per Giulia e Federico, i primi sposini sul ponte nell'era Green Pass. Non sarà un problema ricordare questo anniversario perché è il primo giorno del Green Pass ed è il giorno in cui voi vi siete detti sì. Giustissimo. E quindi no, non possiamo dimenticarcelo, ci mancherebbe altro, anche perché dobbiamo avere il Green Pass in ogni dove, quindi giustamente noi abbiamo tutto. In caso chiamateci, la data ce la ricordiamo. La data ce la ricordiamo. Quindi una data indimenticabile. Per quello che riguarda invece l'organizzazione del matrimonio, proprio rispettando le normative anti-Covid, Green Pass tutti? Green Pass sì, tutti. Abbiamo tutti il Green Pass, non è stato difficile comunque organizzare perché alla fine basta presentarlo, quindi direi che è andata bene. Come si dice in questi casi, felicitazioni e auguri. Grazie mille, grazie. Felicitazioni e auguri a questi due sposi che, come si diceva, si ricorderanno di sicuro la data dell'anniversario. Cambiamo decisamente argomento, torniamo a Padova perché c'è un tema che tiene un po' con il fiato sospeso gli sportivi padovani. Padova sta cambiando volto, sta arrivando un nuovo ospedale, sta arrivando un nuovo assetto proprio del centro cittadino, sta arrivando anche un nuovo stadio. Spogliatoi, infermerie, sale stampa e quant'altro dei palazzetti. Sindaco e assessore allo sport si aggirano per quelli che saranno gli uffici, le piccole palestre, sotto il grande palazzetto dello sport che ospiterà la pallacanestro. Continuano i lavori di rifacimento della curva sud dello stadio Euganeo. Ho lasciato spazio a questa nuova costruzione, in questo momento siamo sopra la nostra testa ci sarà il palabasket, ci sarà il fondo del palabasket, qui sotto in questo spazio aperto ci saranno tutti gli uffici delle associazioni o delle palestrine per altre attività sportive, sopra la nostra testa avremo il fondo del palabasket, quello è il muro divisorio che dovrà salire per 16 metri che dividerà la curva dai palazzetti. Dove ci sono i LED rispetto alla linea di porta sono 3,50 metri. Quindi sono 6 metri. Quindi di qua sono 6 metri che avevamo detto, no? Ora che la curva prende forma, si inizia a percepire quanto saranno vicini gli spettatori al campo da gioco. La vecchia tribuna sud, invece, diventerà la gradinata del palazzetto. Qui sopra la nostra testa dal 23 di agosto comincerà a esserci la base dei palazzetti e di conseguenza dall'altra parte cominceremo a vedere i prefabbricati delle gradonate. Quindi... Per la sistemazione della curva nord però bisognerà aspettare di trovare dei finanziamenti. Il sindaco, e lo ringrazio, ha fatto un'apertura importante perché ha detto che stiamo cercando i fondi anche dall'Europa, in questo momento ce ne sono e quindi vale la pena di provare a trovare tutte le strade possibili per trovare dei finanziamenti, dei contributi a fondo perduto che, ripeto, in questo momento ci sono per la costruzione della curva nord. Costruire la curva nord sarebbe voler dire aver fatto veramente bingo perché si chiuderebbe lo stadio, avremo uno stadio simmetrico, avremo uno stadio veramente moderno da questo punto di vista. Stadio moderno, visto che l'Euganeo, lo sappiamo, lo sanno soprattutto i tifosi, gli sportivi padovani, non è proprio fra gli stadi più amati del Veneto. E chiudiamo con una notizia riguardante sempre lo sport che con la pioggia di medaglie di questi ultimi giorni dalle Olimpiadi sta riportando l'amore per discipline che non sono necessariamente quelle legate al calcio. Anche nei centri cittadini arriva il salto in alto ai giardini dell'Arena. 10 agosto, la notte delle stelle, non solo quelle cadenti che piovono dal cielo, ma anche quelle dello sport, pronte a gareggiare in una gara ufficiale di salto in alto in una location a sua volta stellare. I giardini dell'Arena, tra i resti dell'antico anfiteatro romano e la Cappella degli Scrovegni, recentemente nominata Patrimonio UNESCO. 700 stelle volano con Giotto, questo è il nome della manifestazione organizzata dal Comune di Padova e dal gruppo Asta Padova. La gara è una competizione ufficiale della Federazione Italiana di Atletica Leggera riservata al salto con l'asta. Vi parteciperanno atleti agonisti di varie categorie maschili e femminili, dai giovani fino agli over 35, tutti attratti dal fatto di saltare in un luogo di grande fascino culturale. Il mondo dello sport, in particolare il target giovanile, con questa operazione 700 stelle, il salto con l'asta nei giardini dell'Arena, antico luogo gladiatorio, è un bel modo con cui avvicinare
avviciniamo dei giovani a dei luoghi che sono carichi di significati, tanto più dopo il riconoscimento di patrimonio UNESCO dell'umanità. È un bellissimo esempio di contaminazione tra mondi e culture. Lo sport entra nei luoghi dell'arte, una sfida a saltare in alto e a toccare quelle stelle così luminose dipinte da Giotto sulla volta della cappella, o addirittura quelle stelle che proprio in questa notte regalano spettacoli cadendo dal cielo e raccogliendo i desideri di chi le osserva. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Prima di lasciarvi vi diamo una nota che arriva dall'ANSA in questo momento. Il ministro Speranza dice che nella sola giornata di ieri sono stati scaricati 6,7 milioni di Green Pass a livello nazionale. Quindi è un segno che bene o male questa novità insomma sta entrando nelle dinamiche quotidiane. Noi continueremo a raccontarvela, grazie anche alla regia di Fabio Verin per il Focus TG. Grazie a tutti voi per essere stati con noi, vi auguriamo un buon pomeriggio e vi diamo appuntamento ai nostri telegiornali di questa sera.